Buonasera a tutti ragazzi. Avevo parlato in precedenza dei buchi neri, che ci stava uno che era molto grande, ma stavolta ne abbiamo trovato uno davvero impossibile, cioè un mostro proprio rispetto a quello che io avevo detto che era 100 volte la e 12 miliardi di volte quello del nostro Sole, cioè è proprio una cosa pazzesca. Fortunatamente sta proprio, diciamo, proprio ai confini dell'universo, ragazzi. Non è che sta vicino a noi, quindi in effetti è uscito dopo il Big Bang, quindi in effetti è subito apparso dopo il famoso Big Bang. In effetti 12 miliardi di volte. Ciao Andrei, ciao Massimo. Quindi in effetti è nato all'alba dell'universo questo buco nero e c'ha una massa 12 miliardi di volte quella del Sole, una cosa quasi secondo me indescrivibile. Secondo me non si può, si tratta di un oggetto, dicono, antichissimo, distante per la fortuna 12,8 miliardi di anni luce da noi. Eh sì, massimo 12 miliardi di volte la massa solare. Cioè, in effetti questo sarebbe più o meno che una delle 50-60 galassie messe insieme. Questo sarà questo grande buco nero. Sarebbe l'equivalente di 50-60 galassie nostre messe tutte insieme. È qualcosa bravo, di inimmaginabile. In effetti questo è stato scoperto dagli cinesi, esattamente da uno scienziato cinese, in effetti da un astronomo che si chiama Qin Bingyun, quindi cinese ragazzi, diciamo che si chiama SDSS I0100 più 2802 e diciamo che questo coso sta mangiando veramente di tutto, in effetti tutto quello che incontra inghiotte, anche perché diciamo questo tende a ingrassare, come dicono, in modo inspiegabile. In effetti non può essere spiegato perché qualcosa, una stella ha collassato, ma diventare 12 volte, 12 miliardi di volte la massa solare significa che ha inghiottito davvero di tutto e di più. In effetti dice che è una cosa che in natura perlomeno non credevano esistesse, quindi una cosa che va al di fuori della nostra comprensione. È vero, ci sono buchi neri massicci, 10 volte la massa solare, 100 volte la massa solare, ma qua si parla di 12 miliardi di masse solari. E saranno 50-60 galassie messe insieme, e quella, diciamo, è la grandezza di questo famoso buco nero che si trova fortunatamente, ragazzi, proprio ai confini, cioè quando è nato il Big Bang. Ciao Sofia, buonasera. Diciamo, questo, dicono gli scienziati, è il più grande mostro che abbiamo individuato in termini di luminosità. Quindi e secondo lui secondo cui quello quasar è 40.000 volte più luminoso dell'intera Via Lattea, proprio Massimo, è una cosa spaventosa. Quindi diciamo, vedi, 40.000 volte più luminoso della Via Lattea. È come un faro rispetto a una lampadina, in effetti. Quindi, in effetti farà proprio paura. Meno male, diciamo, come si fa ad arrivare a un buco nero così grande? No, no, è lontanissimo, meno male, 12. Allora, mo ti dico io esattamente dove si trova, 12, 13 miliardi di anni luce da noi, quindi sta all'inizio dell'universo in effetti, quindi sta quasi dopo il Big Bang si è formato questo, diciamo, buco nero, e poi tutto l'universo, come sai, è in espansione, quindi sta proprio. Ma quello dicono loro, come si è formato, in effetti anche se una stella è collassata, dicono loro come mai poi è diventato così grande, questo è il mistero che non riescono a spiegarsi. Quindi qualsiasi stella, quanto era grande sta stella, dicono loro. Quindi anche qua si parla di 12 miliardi di volte la massa del Sole.
Cioè sarebbe, ragazzi, se lo vogliamo scrivere su un foglio di carta, sarebbe una cosa quasi indescrivibile a scriverlo. Non si può, secondo me. Quindi loro hanno detto che forse perché lui ingorgita tutto, cioè inghiotte tutto quello che trova e perciò forse è diventato così grande. In effetti sono milioni di anni che questo inghiottisce tutto quello che trova, stelle, pianeti, tutto quello che trova. No, no, è ancora un altro, questo non è, questo sta all'inizio, ce ne sta ancora un altro che sta mangiando le galassie in effetti, ma non è quello lì, quello è un altro, io già avevo parlato di, ma non lo so Gabriele, io già avevo parlato di un buco nero che era 100 volte la massa solare e che stava inghiottendo le galassie. Ti ricordi, avevo detto che non si trovavano certe galassie e gli astronomi non le avevano più trovate nel luogo dove stavano ed erano state inghiottite dal famoso buco nero. Ma questo qua è un altro ancora, quindi questo qua è ancora più è un giocattolo rispetto a quello che ho parlato nel video precedente, in effetti. Questo è 12 miliardi di volte la massa del Sole. Sarebbe più o meno, per fare un calcolo, ragazzi, approssimativo, più o meno 50-60 galassie tipo la Via Lattea, messe 50-60 insieme, e quella sarebbe la grandezza forse ancora di più di questo buco nero. Quindi pensa un poco quanto dovrebbe essere grande. Una cosa, diciamo. E tu immagina 12 miliardi di soli sarebbero la grandezza di questo buco nero. Tu immagina il sole nostro quanto è grande, immagina 12 miliardi di sole e fai più o meno, vedi quanto è. No, speriamo che col tempo, dicono gli scienziati, questo davvero non inghiotta tutto l'universo proprio. Questo è il pericolo che hanno detto loro. Noi speriamo che purtroppo non è che sta camminando, sta inghiottendo, quindi non è che lui cammina, ma è lui che attira a sé tutto quello che trova. Quindi è come un lavandino che sta tirando tutto dentro, in effetti. È come quando tu riempi, sai, il lavandino pieno di acqua, togli il tappo e scende tutto dentro. Quindi sta scivolando tutto dentro questo buco nero immenso. Non dico gigantesco perché è una parola troppo poco, quindi qualcosa di immenso. Speriamo che questo non si tira via latte e tutto e quindi. Sì, sì, ma vedi, 12 miliardi di volte la massa del Sole. È una cosa che non avevo mai letto, perlomeno fino a stasera, Ne ho lette di cose strane, ma stavolta mi sono superato un pochino. Cioè, meno male che sta a 13 miliardi di anni luce. Fortunatamente, perché se questo sfortunatamente stava a 100 anni luce da noi, ragazzi, ci inghiottiva secondo me in 3-4 anni. Era come un lavandino che quando gli togli il tappo. Questo nessuno mai lo può sapere, guarda, perché secondo me non esiste, a parte che il primo buco nero più vicino, già Eufrasia, sì, sì, è lontano anni e anni luce, quindi bisognerebbe mandare una sonda dentro per vedere che cosa c'è. Il problema è dobbiamo vedere se la sonda riuscirebbe a entrare sana in effetti, perché quello tende a dilaniare tutto dentro in effetti, quindi è un po' difficile anche mandare una sonda dentro, anche se saremo in grado di mandare una sonda lì, ma poi la sonda che fine farà? Chi lo sa? Se la sonda riuscirà a mantenere e a non rompersi entrando lì dentro, anche perché lì, come ho detto bene, qualsiasi cosa entra si allunga in modo a tipo spaghetto, quindi in effetti verrebbe distrutta dalla sua forza gravitazionale. Quindi diciamo che secondo me non possiamo mai sapere, diciamo, mandando una sonda o qualche cosa. Ciao Valeria, come non ti saluto? Quindi diciamo che
lì dentro, lo spaghettamento in effetti lo allungherebbe. Sì, anche io ho visto Interstellar, il fatto che rimane la figlia sulla Terra e il papà va a cercare un mondo abitabile. In effetti, ha visto cambiando quando scendono su quel pianeta che sta vicino al buco nero, ogni ora passata su quel pianeta passano 7 anni, quindi passano tanti anni, come ho detto io, il famoso orizzonte degli eventi, che se tu potessi stare davanti all'orizzonte degli eventi, lì il tempo si ferma in effetti. Quindi sulla Terra passano milioni di anni, mentre lì è passato un solo secondo. E nel film che abbiamo visto pure io, me l'ho visto un sacco di volte, Interstellar, sì, in effetti lui rimane l'amico sull'astronave e lui si avvicina a questo pianeta che orbita vicino a un buco nero. E lui va a prendere, diciamo, deve prendere qualche cosa su quel pianeta insieme al robot che fortunatamente lo salva da quella... Hai visto la scena dell'acqua che si alza in quel pianeta? No, stiamo parlando di un buco nero che hanno scoperto adesso che è 12 miliardi di volte diciamo, la massa solare nostra del Sole. Quindi immagina 12 miliardi di Sole e fai il calcolo quanto è grande questo buco nero. Una cosa mostruosa, è come se tu metti 50-60 galassie messe insieme e quello sarebbe il buco nero. Fortunatamente sta a 13 miliardi di anni luce, quindi per ora perlomeno credo non sia un pericolo per noi, quindi almeno per ora no. Poi stavamo parlando di mandare una sonda lì dentro, ma ho detto che lì nessuna cosa riesce a sopravvivere. E poi stavamo parlando del film, diciamo, Interstellar, in effetti. Sì, due buchi neri si origina un buco nero più grande, in effetti, nessuno inghiotte l'altro, quindi si fa un buco nero più grande, quindi se ne mettono tre si fa ancora un buco grande più grande, quindi in effetti non si mangiano, si diciamo uniscono in effetti, quindi esce un buco nero più grande sempre, quindi buco nero e buco nero non si mangiano l'un l'altro, in effetti diventa più grande. Quindi se quello era 100 metri, l'altro 100 metri diventa un buco nero di 200 metri, quindi cambia la dimensione in effetti. Non è che l'uno mangia l'altro, l'altro mangia un altro, quindi in effetti si espande lui. Sì, stiamo ancora all'antipasto, sì, è quasi orario, è quasi le 9. Secondo me questo buco nero di 12 miliardi di masse solari, chissà quanti buchi neri avrà diciamo, incontrato sulla sua strada e vedi quanto è inghiottito. Si pensa in effetti che la Via Lattea sta... Ciao Domenica, sta in un buco nero, in effetti noi viviamo dentro a un buco nero. Anche questa teoria era stata appoggiata da diversi scienziati che noi già stiamo dentro un buco nero, in effetti, quindi già questa teoria ne avevo sentito parlare che... Oh, Mastello, penso di sì, secondo me pure se lo cucinano, sì, sì. Quindi in effetti ragazzi, Interstellar in effetti scendono su questo pianeta, perdono delle ore e in effetti quando alla fine del film il papà arriva, diciamo, sulla Terra trova la figlia che ha oltre 100 anni e lui invece non è invecchiato di un solo giorno. Quindi questo è viaggiare alla velocità della luce e stare vicino a un buco nero. Quindi diciamo che il tempo rallenta. E ti parere, spaghetti nero di seppe, state zitto che se arriva Francesco, poi dopo succede il casino. Questa è una bella immagine di un buco nero che ho preso su Pixabay, bella. In effetti se arriva Francesco e sente spaghetti, alla fine, ragazzi. E per niente va trovando in se c'è che storia va trovando di fare due spaghetti a nero di seppio, quindi lasciamolo stare. Se esce Francesco in mezzo, va a finire che succede il casino, ragazzi. Poi se arriva Alessandro, Alessandro parla 5 minuti e poi dice ragazzi devo andare.
poi sta attaccato vicino al frigorifero, quindi è meglio evitare di parlare spaghetti, seppie, nero. Quindi in effetti ragazzi, al finale è così è. Diciamo il buco nero se... Sì, vabbè, ma queste diciamo sono fatte diciamo in modo diciamo così, ma non è così nella realtà. In effetti non sono così colorate, anche se le nebulose, se fai caso, fai la nebulosa, quella che c'ha la testa di cavallo, in effetti è così colorata. In effetti l'universo è tipo come l'aurora boreale, sa, tutti quei colori rosso, viola. In effetti, se vai in Finlandia e vai a vedere l'aurora boreale, io ci sono stato, sono tipo delle vele che sono tutte colorate di vari colori, è davvero così. Sì, l'aurora boreale, vedi questi colori che ci sono qui dentro? Immagina una tenda, un velo che scende dal cielo, tutto bello colorato, come una tenda che si muove, e così è l'aurora boreale. In effetti è tutta questa velatura, tipo una tenda piegata, che si muove con tutti questi colori, ma è una cosa pazzesca. La devi guardare con gli occhi. Noi l'abbiamo guardato sopra in Lapponia, in effetti, quindi devi andare in questi paesi per guardare le aurore boreali. Sì, in effetti quando arriva una tempesta magnetica solare diciamo, ai poli si ha questo diciamo, effetto così, queste aurore boreali in effetti, quindi sono le particelle del Sole che colpiscono l'atmosfera e fanno creare queste onde diciamo colorate, diciamo, ma è belle. Perché abbiamo terminato in effetti quello che c'era da dire, l'abbiamo finito in effetti, quindi la notizia era quella lì del buco nero che era 12 miliardi di volte quella del nostro Sole, quindi poi siamo passati ad altri argomenti anche perché quello lì, la notizia era questa qui. In effetti si è formato solo 875 milioni di anni dopo il famoso Big Bang, quindi in effetti è diciamo giovane, diciamo, quindi è nato subito dopo il Big Bang questo buco, diciamo, buco nero spaventoso, in effetti, quindi sta ai confini dell'universo, ragazzi. Quindi non è che sta qua vicino, però sì, è nato quando l'universo era proprio nato, in effetti, questo buco nero spaventoso, quindi vedi a quanti anni luce è stato, 13 miliardi di anni luce. In effetti, ciao avvocate, hanno fatto molta, diciamo, con sonde, con lo so, sonde, diciamo, hanno fatto di tutto per osservare questo mostro, in effetti. In effetti pensa che è 40.000 volte più luminoso dell'intera Via Lattea, pensa un po' che cos'è sto coso. E quindi gli studiosi hanno cercato di capire che cosa era, invece in effetti sono i gas che dentro fanno questa luce, quindi pensate quanto è grande ragazzi, 40.000 volte più luminoso dell'intera Via Lattea. No, è qualcosa che non si può spiegare a voce così, cioè uno lo dice 12 miliardi di volte la massa del Sole. No, no, in effetti no. In effetti è quella che è collassata su se stessa e che in milioni di anni avrà inghiottito buchi neri, galassie, stelle ed è diventato così grande. No, no, questi sono proprio i colori originali, in effetti, diciamo delle stelle, delle nebulose, hanno queste colorazioni particolari proprio, sono così proprio, in effetti. Il buco nero, in effetti, rappresentato così, non è, diciamo, così, in effetti tu non lo vedi il buco nero. In effetti il buco nero in questa foto tu lo riesci a percepire. Sì, sì, ho capito che vuoi dire, ma no, in effetti non è così. Noi adesso guardiamo il buco nero perché in questa fotografia l'hanno fatto vedere,
ma in effetti il buco nero non si vede, se cammini nello spazio tu non lo vedi, se ne accorgono solo perché si vede la luce che tira dentro, che va a finire dentro, diciamo, questa oscurità, diciamo che è una cosa oscura, e vedono che dentro ci va a finire la luce, allora capiscono che lì ci sta un buco nero, ma non è che vedono come vediamo questa foto, cioè questo rotondo. No, è un'oscurità in effetti. Fa conto che hai un quadro nero avanti e ci sta la luce che entra dentro. E tu dici, ma come mai qua entra la luce dentro? E gli scienziati capiscono che lì ci sta un buco nero. Poi calcolano la massa in base alla forza di come attirano, diciamo, la luce in effetti. Spaghetti, seppie e pesce, sta a dieta da Gabriele più o meno. No, in effetti no, in effetti sarebbe impossibile, 13 miliardi di anni luce, non credo proprio. Forse, che ne so, fra 10 milioni di anni può darsi pure che avrà attirato la nostra galassia lì, ma non è una cosa che può succedere fra 100 anni, fra 200 anni. Se succederà, succederà, che ne so, fra 10 milioni di anni che questo coso gigantesco possa inghiottire la nostra galassia, faccio un esempio, no? Quindi non è una cosa che sarà breve, forse fra 10 milioni di anni può darsi pure che lo possa fare. Quindi in effetti, ma prima che succeda questo, ragazzi, già il nostro Sole imploderà su se stesso, quindi in effetti anche il nostro Sole diventerà una nana rossa. No, ma pure io penso che non potrà mai arrivare qui, anche perché qua il nostro Sole, quando avrà terminato la sua attività solare, si trasformerà in una gigante rossa e forse potrà collassare su se stessa. Quindi, in effetti, la Terra già non ci sarà più, perché una volta che è diventata una gigante, sì, fra 5 miliardi di anni diventerà una gigante rossa, la nostra terra brucerà interamente, quindi già saremo morti, ma non è caso nostro perché fra 5 miliardi di anni noi saremo morti ma da miliardi e miliardi di anni, quindi in effetti poi si potrà formare la terra e ingloberà la terra in effetti, quindi se la mangerà direttamente prima di diventare un buco nero, se diventerà buco nero. No, nemmeno io, avvocato, quindi stiamo a posto. Quindi può darsi che diventa una nana bianca o può darsi che collassa e diventa un buco nero. Comunque non vi preoccupate perché fra 5 miliardi di anni in qualsiasi modo la Terra verrà inghiottita da Sole, quindi o buco nero o gigante rossa o nana bianca, la Terra comunque fra 5 miliardi di anni non ci sarà più, quindi una di tutte e tre le cause ci sarà e quindi non ci saremo lo stessi, quindi non è il caso nostro perché non ci saremo già da parecchio tempo, però quando succederà in- la Terra, volere o volare, deve morire, quindi diciamo che c'ha 5 miliardi di tempo, poi finish. Quindi vabbè che noi già saremo miliardi e miliardi di anni già morti, quindi non ci saranno neanche più le ossa nostre, quindi figuriamoci. Vabbè, però sicuramente se ci sarà qualche razza ancora sulla Terra, credo che avranno trovato qualche altro pianeta ospitale, in effetti. Se calcoli 5 miliardi di anni, è sempre esagerato. No, dico la verità, no, sempre esagerato. Perché devo mentire? Ciao Valeria, quindi perché devo mentire? In effetti, secondo te, fra i 5 miliardi trovano le nostre ossa oppure la nostra tomba? Volevo partecipare? Non ci stanno, non rimarrà nulla di noi, neanche la cenere, quindi mettiti l'anima in pace. A meno che non ti fai imbalsamare e ti trovano fra 5 miliardi di anni e dici "E chi è questo mo?" Ah, ma fa imbalsamare Francesco? No, no. Quindi non è il caso, allora, vedi, allora non ci stanno tanti avvocati. Quindi diciamo, ciao Carlo.
Ti fai imbalsamare, bello, un bel vestito classico, bello, tacchi, bella tutta profumata, ti mettono nel corridoio, guarda, immagina, tipo un soprammobile. Qualcuno viene a casa e dice chi è? No, questa è mia zia, no, questa è mia mamma, no, questa è mia nonna. Ti immagini i tuoi nipoti vengono e dici ma chi è questa? No, questa era mia nonna. Ti fai cremare. Sì, però fa attenzione, avvocate se ti cremano. Sai perché? Va a finire che a casa finiscono il formaggio, prendono il vaso sbagliato e ti mettono sulla pasta e pomarolo e poi dicono uno, dice mamma c'è da mamma. Come il film che ho visto una volta che volevano mettere il formaggio, prendi il formaggio, trovi il formaggio, prendono questo barattolo, lo mettono sopra la pasta, mangiano tutto. Poi quando stanno pulendo i piatti dici ma ragazzi che ci abbiamo mangiato la nonna. E come ci siamo mangiati la nonna? Quello non era formaggio, quello era la cenere che stava nel contenitore. Ti immagini? Qualcuno dice ma ci abbiamo mangiato la nonna. È capace. Quindi è meglio neanche se ti fa cremare, perché pure è pericoloso, avvocate. Dopo qualche tuo nipote dice, c'è mamma già da non voglio, ha visto, ti fatti scemo. Invece di prendere il formaggio, prendono il... no, no, Massimo, prendono il vaso, quello dove sta la cenere della cremazione, un mettono in coppa la pasta. E dice, c'è mamma già da non voglio. Quindi pure è pericoloso farsi cremare. Sì, sì, facciamo il seppellimento, è meglio. Allora, avvocato, prima eri detto che non volevi rimanere qualche cosa e ti ho detto imbalsama, fatti imbalsamare e non va bene. Poi ti sei voluto fare cremare e ti ho detto fai attenzione che ti mettono sulla pasta e ti usano come formaggio e non va bene. E sei tu che sei incontestabile però, non è colpa mia. E sei tu che sei incontestabile, la cremazione no, e l'imbalsamazione no, e fatti seppellire allora. E mica è colpa mia. Come a me una volta io c'ho un amico, Massimo, c'è un amico che fa, come si dice, noi chiamiamo qua usciatta morte, in effetti il becchino, no? E sono andato a trovarlo lì al negozio e lui mi dice guarda ci sta una cassa che è la fine del mondo. E ho detto, sono entrato, già mi fa paura entrare lì dentro, ho detto vabbè però questo è un amico, figurati. Questo aveva una cassa in verticale, sa? Si è messo dentro e ha detto Peppe come sto? Stai proprio bello, guarda. No, avvocato, si è messo nella cassa da morto questo ragazzo, questo è un mio amico. Lo fa di mestiere, questo si è messo, dici vedi com'è confortevole, è bella comoda comoda. E ho detto, questo è buono, gli ho detto. Ho detto fai una cosa, la serie, ti giuro, questo non sta peggio di me con la testa. Forse forse si avrà riparato un po' il cervello, però. Lupus si è messo là, ha detto si sta comodo però, non si sta male. Ha detto ma prova, ha detto ma vedi a fanculo, ha detto come fa adesso, logo di, ha detto. Ha detto ma prova pure tu, ha detto ma non stai buono, ha detto, va attento. Questo è tutto bello, sa, quella rossa, mi ricorda ancora come se mo fosse. Se siamo attenti là, con tutta questa cosa rossa, vedi, bello morbido, morbido, tipo letto. Stava proprio fuori, giretto. No, stava grave proprio, si metteva lì e si metteva a divertire, pensa un po'. Vabbè, forse perché è abituato a vedere casse da morte dappertutto, quindi non ci fa nulla. È come io certe volte io ci ragiono, no? Io dico no, tu immagina un chirurgo, no? Che ha fatto 7-8 ore, ragazzi, di sala operatoria, no? Che ne so, prendi il cuore, il sangue di qua, sangue di là, chiudi il sangue qua, prendi la vena qua, chiudiamo qua, va a casa dopo una giornata di lavoro e la moglie gli domanda vicino alla moglie, cara, che cosa hai preparato stasera per mangiare? Pasta e pomodoro. Ecco qua coraggio tu mangi.
Tu ti immagini dopo aver visto tutto il sangue, tutto... No, Lupus, dopo, dopo una giornata che quello operato, che ha visto sangue di qua, sangue di là, dice che hai fatto due spaghetti con pomodoro. Tu ti immagini? Io non so come fanno queste persone, per l'amor di Dio, tutto il rispetto, fanno un mestiere, diciamo una bistecca a sangue, ah. Secondo me è una cosa pazzesca, non so come faranno, lo fanno però, voglio dire io, ti immagini uno che vede, sa, tutta la giornata ad aprire le persone, curare, fare, sa, sangue di qua, sangue di là, poi la sera va a casa, la moglie dice che facciamo una bistecca a sangue? E come ti viene la voglia? Appunto, come facevi? No, purtroppo secondo me queste persone pure... ciao Stella. Sì, ho pensato pure io, forse a botta di vedere tutte poi, diciamo, tutti i giorni quella cosa non gli fa più nulla, però ti immagini un chirurgo che opera tutto il giorno, che sta col sangue, con i guanti, e dopo vai a casa e tua moglie ti dice sì, ho fatto la bistecca al sangue e gli spaghetti con pomodoro. Dopo tutto il sangue che hai visto, yeah. No, il ginecologo va a casa. Sì, sì, va bene, non ti preoccupare. Poi dopo entro. Oggi sono entrato, è rimasto un messaggio al suo cugino. In effetti, una foto che ho trovato di quell'anomalia del sole e gliel'ho rimasta. Ho detto, guarda, questa è una foto che la NASA ha tolto, ma che è successo quando i radar sono saltati in aria, che non funzionavano più. Gliel'ho rimasta lì a suo cugino che mi ha mandato un messaggio vocale, in effetti, sul gruppo. Quindi, ragazzi, immaginate un ginecologo che va la sera a casa e la moglie dice facciamo l'amore. E quello che deve dire no, non ce la faccio. Quindi ogni mestiere ha i suoi pro e i suoi contro. Ti immagini uno che tutti i giorni fa il ginecologo, si ritira la sera a casa e dice amore, è avvocato, ma è così, che vuoi da me? Ogni volta, Giuseppe. Sì, sì. Come disse Massimo Troisi, ricorda che un giorno dobbiamo morire tutti, facette da Troisi, aspetta che mi scrivo e si scordò. E vabbè, ognuno poi sviene perché sono troppo belli, allora non sta bene. Scusami una cosa, facciamo come a chiedere, no? Sul più bello questo sviene, e già. E Valeria, no, parla Caini a Abele, ja. Ciao Massimo, ciao, Troisi, mamma. Pure la parte di Troisi dove dice tu a mamma tu la vita te la devi prendere come viene. E lui dice mamma io la vita me la prendo come viene, solo che a me mi viene sempre una chiave. Quindi Massima Troisi su questo diciamo era un grande. Dice tu a mamma la vita te la devi prendere come viene. E Troisi risponde mamma io la prendo come viene, solo che a me viene sempre malamente. È stato un grande Troisi con i film. Li ho visti quasi tutti i film di Troisi, quindi un grande davvero. E aveva ragione, dice tu la vita te la devi pigliare come viene. Sì, dice ma io me la piglio come vengo. Ma purtroppo a me viene sempre malamente. E teneva ragione. Poi il fatto del problema quando vado al professore, se un contadino sta portando 10-71 kg di farina e rompe e la farina cade e rompe 12 dozzine di uova. Il contadino poi dalla tasca perde la metà del denaro che aveva fatto. Dice, professore, ma perché questi contadini mettono sempre un sacco di farina e lo stanno l'uova e tengono sempre il sacco bucato? Perciò l'agricoltura è finita perché chi sta piccolo non si mai trova. Una moglie va a casa, dice che hai fatto oggi? Non mi trovo. Allora ecco perché diciamo l'agricoltura è finita, perché diciamo ieri va a fare l'operaio perlomeno 3 anni di soldi da busto e sai quando è così, Lupus, avevo ragione. Madonna, diciamo che
Era un grande Troisi, in vero senso della parola. Pure quando fa il monologo di Andreotti, lì è proprio bello. Dice, quando stavo con Pippo Baudo, sì, quando stavo con Pippo Baudo parlava dei politici e dice Pippo non mi fa parlare della politica perché io volevo essere il figlio, sì, parlava napoletano, sì, volevo essere il figlio di Andreotti. Dice, ma perché volevo essere il figlio di Andreotti? Perché Andreotti è troppo buono, è troppo bravo, è un fesso, però diceva lui, nel senso buono. Cioè lui è buono, quindi è innocuo, è sincero e allora non si accorge di quello che succede. In effetti hanno fatto tanti morti in Sicilia e lui neanche se n'è accorto. Vedi come ironizzava, diciamo, anche su sta cosa lui. Dice, pure mio padre, ad esempio, dice, io stavo a casa, portavo una ragazza, mio padre mi beccava subito, diceva, di chi è questo pelo biondo? Chi ha portato a casa? E subito la colpa a me. Invece il figlio di Andreotti faceva tutte cose, faceva festine, bordello, il papà non se ne accorgeva perché era ingenuo. Quindi diciamo che Troisi, anche ironicamente, sì, sì, in effetti ne ha fatti anche quel film là, come Atti, chi va là? Fiorini, Atti, chi va là? Tre Fiorini, questa quando sta con, come era quel film? Aspetta. Questa con quel toscano che fa il comico, mi scusate come si chiama, ma no. Con Benigni, questa con Benigni, sì, Andreotti è morto, sì, sì. Però lui siccome, e non ci resta che piangere, lui, siccome fa, Atti, chi va là? Due Fiorini. Azza, lui che sei scemo, ogni volta che cadeva qualcosa a terra, lui cercava il soldo, ma allora chi sei scemo veramente? Anche quel film, poi il fatto della palla, hai visto le ragazze, tu prendi la palla e la butti in aria, quella ritorna giù. Poi quando volevano imparare il termometro a Leonardo da Vinci, è stato un film proprio bello al finale. Un fiorino, te la ricordi? Un fiorino. Chi va là? Un fiorino. E va come fa l'ultimo lupus, e va fanculo, e va. Troisi e Benigni, sì. I film di Troisi alla fine sono tutti quanti basati sulle canzoni di Pino Daniele, in effetti. Anche diciamo film che ha fatto d'amore, che ne so, la canzone Tu dimmi quando, quella di Pino Daniele, in effetti la maggior parte, lo so, Ah, Leonardo, ma tu non capisci niente però, perché loro sapevano, erano tornati indietro nel tempo e il mio fidanzato ama solo me, meno male, così non ti tradisce. Sì, sì, anche quello è bello. Diciamo che tutti i film di Troisi alla fine, ragazzi, sono tutti belli. Io la sera su YouTube, quando sto a letto, vado a vedere i monologhi. Ma sono tutti uno più bello dell'altro. Le interviste, quando stavo con Pino Daniele, che componevano i pezzi insieme per fare i film. Diciamo, è stato un grande, anche se è morto giovane, è stato un grande in effetti. Come pure Totò, qua diciamo a sud Totò è una maschera diciamo allegorica davvero, con quella faccia strana che aveva. Totò è rimasta nella storia di Salerno, di Napoli, del sud Italia, come i film di Nino D'Angelo che negli anni 80, ragazzi, qua andava di moda Nino D'Angelo, è inutile girarci ancora tuttora, puoi sentire nelle strade diciamo, le canzoni di Nino D'Angelo in effetti, quindi Mario Merola in effetti che faceva i film, Gianni Morandi, film, diciamo che questi sono gli anni, diciamo, 85-90 che sono stati i migliori anni. Sì, ragazzi della curva B, popcorn e patatine, uccisi una maglietta, ma ce ne stanno un sacco, ragazzi. Quindi in effetti hanno fatto quasi la storia, diciamo, del Sud Italia, in effetti questi film, come Mario Melo, Zappatur, tanti film, Guapparia, Fotoromanzo, quando fa l'Ave Maria nella chiesa,
Diciamo che in effetti sono stati anni che a Sud Italia qualsiasi radio con la cassetta, ragazzi, ci stavano Nino D'Angelo, sì, ci costa Lacrime sta America. E in effetti in tutto il mondo, ragazzi, Mario Merola è stato famoso. Quindi diciamo che personaggi come Mario Merola, Caruso, non ce ne stanno più in effetti. Lucio Dalla, ragazzi, sono personaggi che sono entrati, diciamo, negli annali storici. E vabbè, ma dipende di dove sei. In effetti, se sei del sud, a Nino D'Angelo, diciamo, era il 99% piaceva a tutti, in effetti. Anche se io non disprezzo gli altri cantanti, eh. A me piacciono quasi tutti, in effetti, però diciamo che qua a sud sentiamo di più quelli napoletani. Grazie a te, Eufrasia. Quindi in effetti ragazzi, il Sud Italia anche questo, in effetti la musica, in effetti tutti quanti siamo cresciuti con i primi amori, con le canzoni di Dino D'Angelo, Popcorn e Patatine, Sottistelle. In effetti è così, anche i primi amori sono nati con queste canzoni, in effetti. In un film perché lui viene arrestato e il giudice poi riesce a scappare e va in chiesa e va a fare l'Ave Maria perché il figlio si deve fare la comunione in effetti, quindi va a fare l'Ave Maria lui, diciamo, nella chiesa. Poi anche Mario Mero la stessa cosa. Sì, canta il matrimonio, sì. In effetti qua a sud le Ave Maria si usano molto, diciamo, quando ti sposi. In effetti qua qualsiasi coppia si sposa chiama in effetti il cantante del luogo e si fa fare l'Ave Maria in chiesa. Diciamo è un'usanza che si fa. Quindi anche nei film all'epoca si usava fare durante la comunione, durante i matrimoni. Spirito, la città risponde, sì, sì, l'ho visto. No, no, ma sono film, te l'ho detto che ho visto quasi tutti e li rivedo sempre con piacere perché ogni volta quando li fanno in TV me li guardo sempre a finale, quindi li so proprio a memoria. Quindi in effetti ci sono nato, ci sono cresciuto con Nino D'Angelo, Franco Ricciardi, Natale Galletta, tutti i cantanti che forse voi del nord non conoscete, ma chi è del sud, Natale Galletta ad esempio è siciliano, quindi penso che Eufrasia conosce Natale Galletta, anche perché le so che lei è siciliana in effetti, quindi Natale Galletta è siciliano. Quindi in effetti tutti questi cantanti, Franco Ricciardi, ma ce ne stanno un sacco, Maria Nazionale, quindi ce ne stanno proprio un sacco proprio ragazzi. In effetti che qua va Gigione, Gigione ad esempio fa un genere un po' diciamo più hard, in effetti le canzoni di Gigione hanno sempre uno sfondo un po' particolare sulle donne, quindi diciamo che è un genere tipo un po' hard diciamo, però è sempre un cantante napoletano, Gigione, quindi diciamo che ci sta davvero di tutto qua, però vanno molto forti qua in Italia. In effetti pure Gigione ultimamente ha fatto con J-Ax, con tanti cantanti, diciamo con Luca Sepe ha fatto adesso un video, Sofia ha fatto con Gigione, sì, solo che l'ha fatta in modo diciamo napoletano, quindi una canzone spagnola però napoletana. È vecchio Gigione, sì, in effetti sì, è grande. Quindi in effetti ragazzi è così. Vabbè ragazzi vi saluto a tutti, ci sentiamo o più tardi, sono ancora le 21:20, è capace che faccio un altro video, quindi ci sentiamo dopo. Voglio farmi giusto un caffettino, poi vedo se trovo qualche altro video da fare e se no ci sentiamo domani. Quindi
Buona serata a tutti ragazzi, buonanotte a tutti. Non lo so se faccio un altro video, se lo faccio, sì, mo vedo qualche notizia un po' più particolare, un po' più misteriosa, anche perché quindi più tardi si fa, più misteriosa diventa la cosa, come si dice, a da passare nottato, quindi adesso incomincia il mistero in effetti. Come dico vicino a mia mamma, dico ma adesso incominciano le tenebre, quindi quando si fa notte incominciano le tenebre. E mamma dice ma mattina, va. Basta che io chiamo a mamma e dico ma da passare la nottata. Che dice mamma, mo è cominciata la nottata. Eh sì, Lupus, in effetti poi fate sempre attenzione alla controora, ragazzi. La controora sono le 3 della mattina, non le 3 del pomeriggio, come qualcuno mi ha detto. Quindi dalle 3 alle 3 e mezza, diciamo, c'è un mondo sottile fra l'aldilà e quello là dei morti, quindi c'è sta una linea sottile. Quindi siamo più soggetti alle, bravo, alle forze misteriose. Quindi diciamo perché alle 3 si dice che Gesù è morto e quindi si dice secondo di mattina alle 15 è morto Gesù e il diavolo a dispetto della Trinità alle 3 di notte festeggia diciamo la morte di Gesù, quindi lo beffeggia dopo l'orario opposto, quindi perciò si chiama la controora, sarebbe l'orario contrario alla morte di Gesù. Gesù è morto alle 3 del pomeriggio e il diavolo scherza di lui alle 3 di notte fino alle 3 e mezza, diciamo che il Calvario più o meno. Quindi diciamo dalle 3 alle 3, un quarto, 3 e mezza è l'orario adatto per che diciamo ci sta questa linea sottile fra l'ignoto e il mondo dei vivi, diciamo così in effetti, anche tra poco sarà pure Halloween. Sì, sì, ma è così, andate pure a controllare, scrivete contro ore e leggerete ovunque che sono le 3 del mattino, in effetti l'orario contrario alla morte di Gesù. Ah, allora, già cominciato a mettere paura, ci si luce. Mi raccomando, controlla sotto il letto, dietro le tende, prima di andare a dormire, chiudi bene la porta, ricorda la filastrocca di Nightmare, avvocatella. Neanche io lo festeggio, lo so. Ti ricordi la filastrocca Nightmare? Afferra il crocifisso e difenditi. Te la ricordi il finale? Sì, ma io dico sotto al letto, non dentro il letto. Filastrocca Nightmare Lupus, devi cercarla su Google, scrivi su YouTube Filastrocca Nightmare. Ti giuro fa paura. Alla fine della, diciamo, della canzoncina, lui dice afferra il crocifisso e difenditi. Guarda, guardatelo, scrivi su YouTube Filastrocca Nightmare. Vedi, ci sta una bambina con la corda che salta. Sentilo. E ti dico che fa paura davvero a sentirlo. Vedi che già Avvocatella già sta controllando, mo. Vedi, già sta mettendo paura, vedi? Ma così ti impari, via, fa. Quindi fai attenzione, la notte è lunga ancora. Ah, un'altra cosa, fai attenzione se hai delle bambole nella stanza da letto, perché le bambole sono spaventose. Ma io mia mamma ha detto che mia mamma mi ha fatto una promessa, ha detto io ho 3 bambole, la mia morte una a te, una a Camilla e una a Esa. Ha detto ma per tutta la verità io a bambole non ne voglio. Mi pare Chucky, la bambola assassina, ti giuro. Guarda, avvocati, sei sempre esagerato, no? No, pure a me mi fanno paura le bambole, è più forte di me. No, Lupus, un'altra cosa che mi fa paura è bambola, no bambola, è il, come si chiama, il pagliaccio. Hai presente quei pagliacci che stanno sulle sedie a dondolo, quelle di legno? Quello mi fa proprio paura, ti giuro.
La bambola di pezza, grazie, quella pure mi fa paura. Sai, quelle bambole di pezza mi pare Annabelle che il clown mi fa paura, ti giuro, il clown. In effetti tanti anni fa io l'ho buttato di disperazione. No, avevo sulla sedia, sai, quella di legno, quella a dondolo, avevo questo clown lungo. Un giorno ho aperto la busta dell'immondizia e ce l'ho buttato dentro. Quando mia moglie mi ha detto ma dove sta? Ho detto no, no, quella si era rotta e l'ho buttata. Mi faceva paura, che c'è fai? Chi forti di me? Io bambole e clown assassino, là proprio non... In effetti in questa stanzetta c'è lo secchiotto, ci sta il lupo, i mappamondi, le ciabatte a forma di leoncino, ma la bambola no, ragazzi. Poi mia nipote mi ha fatto vedere tipo Annabelle, la bambola di pezzi, sai, quella là proprio come nel film, quella là vera però, non quella là che fanno vedere nel film, The Conjuring. Diciamo nella vera storia, è quella che sta nella bacheca chiusa, quella bambola di pezza grande. Mia nipote ce l'ha quasi uguale, ho detto buttala sta cosa che fai prima. Quindi avvocato, mi raccomando stanotte, fai massima attenzione. La notte è lunga ancora. Sì, la vera è di pezzo, non è una bambola normale. Quindi ragazzi, stasera Avvocatella farà tutte le luci accese in casa, io immagino. Fa mezzogiorno Avvocatella stanotte a casa. Carmela è una bamba, la canzone napoletana. Dopo sono super esagerato, Poi state accorti, arrivano i bamboli e non vai buono. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo oppure domani, quindi fate massima attenzione, avvocate appicci luce, accendi le luci, non si può mai sapere. Ma sì, ciao ragazzi.